Non posso risponderle perché non so niente e soprattutto non è vero niente. Sono disorientata. Con queste poche parole al telefono, Chiara Girello Azzena, presidente della Onlus Team for Children, che sostiene le famiglie dei bambini oncoematologici, commenta la notizia di un'indagine della Procura di Padova nei suoi confronti. Girello Azzena sarebbe indagata per appropriazione indebita, ovvero avrebbe utilizzato per scopi personali parte dei fondi della Onlus da lei fondata e destinati al reparto di oncoematologia pediatrica. Un'accusa pesantissima che sarebbe partita da un esposto arrivato in procura qualche mese fa che riportava alcune spese personali della Girello Azzena per svariate migliaia di euro fatte con i soldi dell'associazione che dal 2009 è in prima linea nell'aiutare e sostenere i piccoli malati oncologici nei loro vari percorsi di cura. Sotto la lente di ingrandimento della Procura e della Guardia di Finanza, viaggi in Sardegna e spese alimentari. La presidente di Team for Children sarebbe stata ascoltata in procura ad inizio anno, ora le indagini sono state chiuse e Girello Azzena risulterebbe iscritta nel registro degli indagati. Molto scossa, la presidente della Onlus, raggiunta da noi telefonicamente, ci ha ribadito che non c'è nulla di vero e che si è già rivolta ad un avvocato per far luce su questa vicenda.